Oggi gitarella al nuraghe Costa Funtanas in territorio di Villapuzzo. È una posizione bellissima perché si vede tutta la valle poi di Portocorallo e de Sabraia. Eccolo qua. Voce del Sesore. Ecco, forse è meglio da questa parte. Dietro di me, come dicevo, il nuraghe Costa Funtanas. Guardate che bello, realizzato in scisto del posto. Ci sono alcune cose che non ho capito, ma che sono sicuro che hanno un senso. Siccome c'è un ventaccio che mi sta disturbando la registrazione, l'audio lo rifaccio a casa. La prima cosa che non ho capito è, per esempio, questo pavimento in cemento che hanno realizzato qui davanti, in prossimità del nuraghe, in tempi sicuramente non recenti. Infatti si vede che è vecchio, si sta sfaldando il cemento, ma sicuramente avranno avuto una validissima motivazione per fare questo movimento di cemento davanti al nuraghe. Ecco. La torre è stata rifasciata. Non so se poi il rifascio è contestuale alla costruzione del nuraghe oppure è stata fatta in epoca successiva. Sulla destra lì c'è sicuramente il vano delle scale perché ci sono due gradini, si vedono due gradini residui che poi vi farò vedere da più vicino. L'ingresso alla torre è da questo lato, che stiamo parlando di sud. Leda nel suo censimento scrive che probabilmente era fatta con la tecnica della piatabanda, però ecco, è crollato e non si capisce bene. Tra l'altro la stanza centrale è completamente coperta di detriti, quindi non riusciamo a capire bene che forma potesse avere. Anche da questo lato vedete il rifascio, si vede chiarissimo. E niente, adesso vediamo un po' se tutto intorno troviamo qualche altro dettaglio da raccontare. Ecco, vedete anche da questa parte come si vede bene. L'ingresso, l'architrave, sopra vedete la finestrella, bella. L'architrave purtroppo si è spaccato e secondo me, come dicevo prima, quelle due pietre che si vedono lì davanti erano i gradini ecco, che andavano verso destra. Perché dall'altra parte mi sembra di non vedere che non ce ne sono. Lì meglio, questi secondo me sono due gradini. Forse il terzo anche là sopra. Ma guardate che meraviglioso visuale qua, Portocorallo, Sabraia, guardate, si vede fino a Capoferrato là in fondo, tutta la valle del Flumendosa, Sabraia qui davanti, lo stagno, Santa Maria lì si vede, Sugarro Segao, guardate fin dove arriva, la strada nuova 125 e qui il nuraghe. Adesso provo a salire questi gradini per, eh, per vedere che bella visuale c'è da qua sopra. Guardate, ecco qua. Guarda un po'. Ecco, intanto la stanza è crollata completamente, quindi non si capisce la forma, non si definisce, però si vede perfettamente, ecco, da qua sopra è bello vedere i due paramenti murari, sia quello interno che quello esterno del rifascio. Sono su due livelli, quindi separati, si vede benissimo
Oh, si vede benissimo sia l'uno che l'altro. Tra l'altro si capisce quanto erano bravi a costruire marete a secco i nostri avi, perché sono, ecco, si vede proprio la disposizione delle pietre e poi lì davanti il crollo, che abbiamo visto prima dove c'è l'ingresso. Ecco, però ecco, guardate che bello. Da qui si capisce bene, si capiscono bene le due strutture, ecco. Guardate che bella. Ora cerco di circumnavigarlo e così vediamo un po', ma diciamo che mi sembra abbastanza agevole. A parte queste pietre di caduta, cadute sicuramente dal crollo, però mi sembra abbastanza, vedete, molto pulito il posto. Diciamo che la mia snellezza lascia un po' a desiderare, però dai, una persona un po' più agile, diciamo che non ha grandi difficoltà. Ecco qua, sono quasi arrivato fino all'ingresso. Mentre torno indietro, due paroline sul censimento di Ledda che, come dicevo, lo nomina, lo cita, c'è una pagina apposta e parla di conci murari di scisto paleozoico, forma quadrangolare non squadrati, messi in opera con scarso utilizzo di zeppe, secondo filari murari irregolari. Ecco, questo è quello che ci dice Ledda nel suo censimento. E qui davanti la baia di Porto Corallo. Intanto. Ecco qua. Guardate che bei conci grandi che ci sono. Tra l'altro qua sotto c'è questo buchettino che non capisco. Se manca una pietra, non so se avesse qualche altra funzione. Anche se è difficile capire per via dei lavori che sono stati fatti, se ci fossero altre strutture, comunque se fosse. Adesso ecco, mi sono spostato un attimino dal nuraghe e vedo che adesso qui non so se si vede da qua sopra, però sembra il resto di un'opera muraria. Poi faccio il giro e ve la faccio vedere bene dall'altra parte, come se ci fosse, diciamo, qualche altra struttura adiacente qua al nuraghe. Ecco, ho fatto il giro per cercare di farvi vedere questo. Però vabbè, c'è vegetazione non si capisce bene. Comunque sembra diciamo, il resto di un muro. Qui c'è anche fa un angolo a 90 gradi. Quindi, però bisognerebbe pulire per capire bene di cosa si tratta. Mi sono fatto un giretto per vedere se trovavo, non so, segni di un eventuale villaggio, che probabilmente c'era qua intorno. E, e come al solito, come al solito, i segni dell'imbecillità dell'uomo. Una bella cascionata di detriti scaricati veramente qua, c'è un po' di cemento, mattonelle, bottiglie di vetro proprio ai piedi del nuraghe, no? Giustamente, così quando i turisti vengono a vederlo. Bene, anche per oggi diciamo la gitarella è finita. Da Costa Funtanas in comune di Villapuzzo è tutto. Mi raccomando, venite a visitarlo, ne vale veramente la pena.